Andiamo avanti, l'epidemia di Covid-19. Anche in questi giorni di fine anno resta sempre alta la pressione sulle strutture sanitarie della nostra regione. Il coronavirus non dà tregua e a maggior ragione quindi tutte le speranze per il futuro vengono riposte sui vaccini. Alessia Piovesan e Claudio De Zan sono andati negli ospedali di Treviso e di Padova. Vediamo. Un morso che non si allenta sugli ospedali e sulla popolazione. I numeri che spaventano sono due. Quello totale dei ricoveri, 3.395, tetto mai raggiunto fino ad ora, e i pazienti in terapia intensiva, 397, 10 in più rispetto all'ultimo bollettino di ieri. Curva sempre in crescita in Veneto. Perché questo sta avvenendo? Padova, ospedale Hub, è pronto ad aprire una quarta nuova rianimazione con 6 posti letto. 10 reparti già riconvertiti al Covid. L'ipotesi che da più parti è stata fatta è quella che stiamo scontando, come noto, il protrarsi della zona gialla che non ci ha dato la possibilità di ridurre il rischio di contagio. Che cosa fare a questo punto? Prima di tutto bisogna resistere dal punto di vista sanitario. Quindi rendere efficiente al massimo il sistema, spostare personale, essere pronti ed agili. Per ora tutto regge, ma è a rischio l'attività ordinaria. Con questi numeri anche il tracciamento è impossibile. Alti anche i numeri dei tamponi fatti. Questa potrebbe essere una spiegazione? Purtroppo l'effetto finale comunque è lo stesso, cioè noi abbiamo tassi alti perché probabilmente cerchiamo di più i pazienti, ma se comunque i pazienti sono tanti, anche i ricoveri sono tanti. La mortalità in terapia intensiva in Veneto è più bassa della media nazionale, ma la pressione è troppa. A Treviso i posti letto in terapia intensiva rimasti sono 6, altri 20 sarebbero attivabili, ma il personale andrebbe spostato da altri reparti. Non abbiamo sospeso nessun tipo di intervento, per cui sì, siamo in difficoltà, ma cerchiamo di dare risposte. La curva si deve fermare, ma io continuo a ribadire, si ferma con la vaccinazione. E nel bollettino odierno balza agli occhi il numero delle vittime.